Buonasera, grazie mille, specialmente per questa giornata bellissima. Anche posso dire che come un membro del Congresso Nazionale Kurdistan sono molto onorato che compagni cursi hanno invitato questa giornata Indipendenza Corso. Sicuramente quasi 15-20 anni fa per paesi occidentali, per popoli occidentali, quando parlavamo curdi, popolo curdo, grande parte gente pensava che curdi sono arabi o turchi o persiani. Gli ultimi 20 anni, 15 anni, con nuova rinascita di KK e gli ultimi 3 anni con gli EPG e EPG, tantissimi popoli hanno capito che curdi, un altro popolo, è ora chiedendo, lottando per i loro diritti. Allora, adesso possiamo dire che curdi, noi siamo in Medio Oriente come un popolo attore nuovo disegnare il Medio Oriente. Perché dopo prima guerra mondiale con Lozano, quando hanno diviso Kurdistan, anche creato nuovi tanti paesi in Medio Oriente, già secondo grande potere o paesi capitalisti già hanno disegnato la cartina, il mondo e basta. Invece adesso a nuovo, con nuove energie, la lotta, diciamo per diritti, disegniamo a nuovo il Medio Oriente per la liberazione dei popoli. Secondo noi, specialmente negli ultimi 3 anni, che quella lotta che facendo in Medio Oriente, specialmente in Siria, con resistenza in Kobane, quella lotta non è solo la lotta curdi che facendo per la liberazione, anche questa lotta facendo contro il jihadismo, contro il fascismo XXI secolo, perché questo fascismo ha un po' cambiato la faccia, l'identità, un po' diverso. Però anche possiamo dire che questa lotta che facendo i curdi oggi, anche per proteggere l'umanità e i diritti di tutti i popoli, sia la nazione, identità politico, culturale e religioso. Perché secondo noi, come curdi, il progetto Presidente Öcalan, dobbiamo creare un progetto convivenza con tutti i popoli che viviamo in Medio Oriente. Non è che uno deve eliminare l'altro, non è che tutti devono diciamo, diventare sunniti, jihadisti, eccetera. Il contrario, tutti i popoli devono vivere con loro identità politico, culturale, religioso. Anche non è solo quello, identità sociale, classe, e così vogliamo creare il confederalismo democratico in Medio Oriente. Prima di tutto abbiamo pensato questo progetto solo per il popolo curdo, però quando andiamo a vedere il Medio Oriente, adesso come il popolo, purtroppo curdi che adesso fanno quella lotta e possono un po' trasformare sia paesi che viviamo curdi come Siria, Iraq, Turchia e Iran, anche altri paesi verso paesi golfi come Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Mareb, Giordania, Israele, tutti quei paesi, perché secondo noi solo in Medio Oriente così si può vivere insieme. Non è con un nuovo evento che un nuovo religioso, una nuova ideologia che separare di più il Medio Oriente. Adesso questo nostro progetto
non è che un progetto fa di più conflitto, separare di più la popolazione, il contrario, unire popolazione, però con rispetto ai diritti, non è che solo sotto diciamo egemonia arabi, turchi o persiani che dobbiamo vivere. Un compagno sardo ha spiegato un po' il mercato, risorse, basi militari. Sicuramente noi anche curdi abbiamo tanti problemi così, perché Kurdistan, che come voi sapete è una terra ricchissima, petrolio, gas, acqua, si può trovare tutto, però noi curdi non gestiamo questa ricchezza. Purtroppo colonialisti ancora gestiscono le nostre risorse. Per quello sempre abbiamo detto che Kurdistan solo non è una colonia arabi, turchi e persiani, anche Kurdistan è una colonia internazionale, senza grandi poteri americani, Comunità Europea, Russia, non si può sicuramente organizzare un nuovo progetto in Medio Oriente. E allora per tutti questi motivi sicuramente dobbiamo unire con i popoli che viviamo insieme, che adesso con il progetto Autonomia Democratico di Rojava in Siria già abbiamo iniziato con 3 cantoni, come amministrativa di Cantone Gizire per esempio abbiamo 3 lingue ufficiali, curdo, arabo, assiri, anche come ministeri, come il sistema co-presidenziale, specialmente questo molto importante per questo progetto, perché secondo noi le donne sicuramente devono partecipare, gestire il paese amministrativo, partiti politici, cooperativi, consigli popolari, eccetera, perché almeno il 50% popolazione sulla terra sono le donne, però purtroppo quello tradizione islamica eccetera, solo le donne rimaste a casa per vedere bambini, lavorare a casa. Invece con il nuovo progetto di confederalismo democratico, la lotta curdi, adesso anche le donne hanno creato autodifesa con gli YPG, adesso abbiamo creato il sistema co-presidenziale, tutti i cantoni, municipi, associazioni, sempre abbiamo 2 presidenti, il sistema co-presidenziale. E con questo vogliamo andare avanti per la democrazia, diritti e risolvere il problema. Specialmente la cosa che adesso succede in Medio Oriente, gli ultimi 15 giorni, una lotta tramite progressisti e questi vecchi sistemi come oligarchia di Turchia, come monarchia di Iran, Saudi Arabia, eccetera. E allora per questo motivo purtroppo Turchia è un membro di NATO che ha promesso coalizione anche comunità internazionale per lottare contro lo Stato islamico Daesh, però adesso quando andiamo a vedere sul territorio quello Stato, governo, specialmente il presidente di Erdogan, combattendo contro militanti curdi, bombardando le zone curdi, specialmente quelle zone che sono sotto controllo di PKK, YPG e YPG, perché con questo bombardamenti secondo noi vogliono far respirare Daesh, far respirare questo Stato islamico per non eliminare, perché l'ultima notizia che abbiamo saputo, la forza curdi anche con l'esercito libero siriano, qualche gruppi laici democratici sono avvicinati quasi 40 km a Raqqa, che per quello Daesh è una capitale in Siria. Adesso i curdi sono avvicinati molto e allora quando Turchia ha visto questa cosa subito ha iniziato bombardamenti, però quando bombardando non dicono che noi siamo contro curdi o PKK,
dicendo che siamo contro il terrorismo PKK e Daesh. Però, per esempio, tutte quelle operazioni che ha fatto in Turchia fino ad ora hanno arrestato 1300 attivisti, membri politici, partiti curdi, solo 16 persone sono di Daesh, altre 1284 persone sono attivisti curdi, sono membri partiti curdi come DBT, HDP, eccetera. Altra parte in Iraq, sempre bombardando le zone curdi. In Siria la stessa cosa, bombardando YPG e YPG, non bombardando Daesh. Il contrario, adesso c'è una città che si chiama Jarablus, che è tra due cantoni curdi, Kobani e Afrin, proteggendo di Jarablus che i curdi non attaccano, oppure la coalizione non bombarda questa città. Perché se anche i curdi prendono questa città in Raqqa, vuol dire che lo Stato islamico è eliminato in Siria. Però Turchia non chiede questa cosa, perché la politica che sta facendo Turchia purtroppo ha due obiettivi importanti, uno che vuole eliminare i curdi, un altro vuole eliminare Bashar al-Assad, il presidente siriano. Invece obiettivi coalizione oppure il mondo occidentale, progressisti, non è questa cosa, è il contrario, eliminare lo Stato islamico che creare un paese democratico nuovo, federale, Siria, però con rispetto a tutte le minoranze, diritti diverse nazioni, religiose, eccetera. E la lotta curdi che facendo più o meno questa cosa. Non voglio allungare molto, lascio la parola al mio compagno Mehmet, perché lui è anche membro del partito HDP che quest'anno sono entrati in Parlamento turco, perché parte che questi bombardamenti direttamente contro PKK, YPG e YPG, però anche altra parte che vogliono anche eliminare quello partito curdo in Turchia.